e trullallero lallero lallà. Buongiorno, 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 buongiorno Barletta, spero che va meglio oggi, sia come giornata, anche se è molto fredda rispetto alle altre mattine, fa molto freddo, stiamo già al 5 dicembre ragazzi, e basta dai, non possiamo lamentarci. Buongiorno alla Vicky, buongiorno Annette, buongiorno, di nuovo buongiorno, dice la Vicky, devi dire sempre buongiorno. Vedi che cielo che sta, guardate che cielo che sta, sciulando. Ragazzi, buongiorno da Lello che sta diventando un smemorato. Non so se mi perdonerà mia figlia Rosa, ieri dovevo andare alla sua recitazione e ho dimenticato. Sto prendendo un po' d'Alzheimer. Cara Rosa, io pensavo che era oggi, giovedì, invece era ieri, mercoledì. Mi devi scusare veramente, amore, scusami, te lo dico in diretta, ti chiedo scusa umilmente, come papà faccio schifo in questo caso, in questo caso ho fatto schifo, non potevo dimenticare una sua performance come attrice. Scusami Rosa, ti chiedo scusa ufficialmente. Mannaggia a me, dove c'ho la testa, ma la cosa bella è che stavo a casa, non avevo da fare niente, stavo a casa con le mie sorelle, con la mamma, con Luigi che non stava bene. Vabbè Rosa, penso che mi crederai, io dico che mi credi, cioè tu mi credi perché non ne faccio di queste cose, amore, scusami. Ciao Irene, buongiorno amore mio. Ciao a Paolo Corvace, ciao a Lucia, ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati amici di Barletta Vest, la nostra comitiva. Ciao Sabino Mari, il grande professore, che piacere mi fa vederti che mi scrivi, quando ti vedo che mi scrivi, è un piacere veramente, sei un grande professore. Pasqualine bella, quando te la visto abbracciare, Pasqualine bella. Buongiorno, ecco la scuola Pietro Paolo Menea, il grande Pietro Paolo. Un saluto al mitico Domenico Colucci che quest'anno ci ha deliziato con una canzone bellissima che sta ancora in fase di allestimento, in fase di sistemarla, ma diciamo che il grosso è stato fatto, la cosa principale è stata fatta, solo dobbiamo mettere un po' di cura dei ragazzini sempre fino alla fine, presso. E voglio veramente di vero cuore salutare un mio grandissimo amico, un grande che aprendo Facebook ho visto che sta in ospedale, non so perché, ma io ti auguro una pronta guarigione, fratello mio, perché sei una grandissima persona in tutti i sensi, sei un grande, veramente un grande come persona. E sto parlando di Samuele Rizzi, il grande portiere, Ragno Nero, dai che tu non molli mai, dai Ragno,
ti voglio bene Samuele, spero, ti ripeto, non so di che cosa, perché stai in ospedale, ma qualsiasi cosa ti auguro veramente una pronta guarigione veloce, perché sei anche il preparatore dei portieri dell'Audace, sei ripeto, sei una gran bella persona, sei un banchiere ad hoc che uno si può fidare ciecamente, non è una sviolinata, è veramente quando uno merita, merita. Come merita questo ragazzo di nome Savio, che oggi c'è l'articolo sul giornale del ragazzino di 12 anni che ha trovato il Rolex di una ragazza che ci teneva tantissimo, oltre di un valore di soldi, ma anche un valore estimabile di affetto. E questa è la cosa che a me veramente mi ha fatto veramente piacere, che qualcosa di buono c'è ancora nei giovani e soprattutto nei genitori che inculcano questa strada. Bravo Savio, bravo ai genitori di Savio, veramente di vero cuore. Sono contentissimo sentire ogni tanto queste bellissime notizie. Io non le voglio sentire ogni tanto, io le voglio sentire tutti i giorni, perché ce ne vuole quando uno trova un valore di un certo tipo e non restituirlo non è facile, perché noi abbiamo nell'indole, abbiamo la cultura che non bisogna darlo indietro. Cioè, io lo dico anche io, se io trovo un portafoglio non so se veramente io sono capace di darlo indietro, perché culturalmente noi siamo fatti così, fric catafrac. È inutile che facciamo gli ipocriti e le cose le cose le diciamo tanto per dire. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Barletta mia, beh, allora siete pronti? Io ve la faccio ascoltare come promo, è una cosa che io ci tengo, ma ricordate che è solo una prova, stiamo in fase di allestimento, però io ci tengo a farvi sentire com'è bella sta canzone. I problemi di sto mondo, questa terra, la terra torna. Questa guerra che succede solo a te, creato, c'è sotto tempo la notte. Quanta droga e tanta schiavitù, i grandi stanno, tutto quanto ci famiglia che senza essere separata, ora quando è bella, ma aspetta da sottoga, una mammina come frate. Sempre sì, donata, ora quando è una friend, o bambino, amadurne santi sepa. Mamma day, ora when la picture, i balconi stanno tutta illuminata. A Barletta, una torre bella seria, buon Natale a te, buon Natale a te, buon Natale, tutto quanto sì. Famiglia coppia senza essere separata, ora mamma è bella, ma aspetta da sottoga, una mammina pure fra. Ora un bambino, pure grande, nella verde asparenza, mi ha dignità. Speriamo sto governo qualche cosa la fa ferire, lo fate che finisco.
dolce freddo, passare sta sulle carte date là. Uscumende, ora when masta peria, buon Natale a te, buon Natale a te, tutto quando ci famiglia cucchia senza essere serata, ora when io bella, ma stette tassettata, un'inna bambine pure fred. Stunata, tutto quello ci famiglia cucchia senza essere serata, ora when io bella, ma stette tassettata, un'inna bambine pure fred. Bambetta messa bella, maschetta abbracciata, un'inna bambina con il fratello. Che bambetta messa bella, maschetta abbracciata, un'inna bambina con il fratello. Che bambetta messa bella, maschetta abbracciata, un'inna bellissima ragazzi, veramente bella, veramente bella, è una bellissima canzone. Poi questa diventerà un tormentone se la sentiamo più volte. Passa. Ragazzi, io devo andare a lavorare, ragazzi, purtroppo io devo andare a lavorare. Salutami Adriano, salutami Ruggero. Poi non ho capito dove dovevo passare, Ruggero. Ecco qua ragazzi, che peccato, il falò che non si fa, veramente. Che peccato. Che peccato. Mi dispiace. Donato, mi dici che ora sono per favore, Ziolello? Mannaggia sto telefono, le pigliano telefono Carlo. Beh ragazzi, stamattina diciamo che dovete sapere che stamattina all'ospedale vecchio butteranno a terra tutti quei cancelli e rifaranno quella piazza bellissima, perché è una bella piazza, diventerà una bella. Ieri abbiamo fatto la diretta, stasera faremo un'altra diretta importante per la casa dei balocchi, vi sveleremo che cosa stanno facendo questi ragazzi. Ecco qua, sono le 7:30 come mi dice Donato, allora tutti a lavorare. E io vi auguro una gran bella giornata, un gran bel giovedì. Buongiorno a tutti ragazzi, grazie Gina, grazie Donato, grazie a Vicky, grazie a tutti come sempre. Io vi auguro sempre una gran bella giornata, un gran bel giovedì. E soprattutto buona vita ragazzi, buona vita. Domani è San Nicola, fra un po' ci sarà, vedete, già stanno preparando per Santa Lucia. E dai, abbiamo un mese di feste, fa sta rete. Ecco qua, buona giornata a tutti, ciao Mary, ciao a tutti. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao Pacchi, un bacione al piccolino, al tuo gioiellino. Ciao a tutti, ciao a Francesco,
al grande amico che mi dice sempre top, sei il top, ma anche tu sei il top, amore. Ciao a tutti e buona giornata, buongiorno, buongiorno, buongiorno!